Vogliamo rivolgerci adesso alla parola di Dio. Leggiamo l'Evangelo di Giovanni, capitolo 20. Giovanni, capitolo 20, dal verso 19 fino al verso 29. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi, ormai siete bravi, sapete? Ma più che una formalità, deve essere proprio qualcosa che nasce spontaneo. Ci alziamo per onorare la parola di Dio. Dio sia lodato. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Alleluia. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati. A chi li riterrete saranno ritenuti. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Alleluia. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. Amen. Tommaso gli disse: Signor mio e Dio mio. Alleluia. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Amen. Fin con la lettura della parola del Signore. Fra questi beati, cioè quelli che non hanno visto e hanno creduto, ci siamo noi. È vero? Qualcuno ha mai visto Gesù? Risposta. No, nessuno ha mai visto Gesù, ma noi ci crediamo. Gloria al Signore, alleluia. Era il primo giorno della settimana quando Gesù è risuscitato, e questa è la prima volta che appare ai suoi discepoli che erano chiusi in casa. Avevano serrato tutto, porte e finestre, per timore, per paura dei romani, giudei, dei nemici, quelli che hanno voluto la crocifissione di Gesù, che hanno crocifisso Gesù. Avevano paura perché dice: adesso se la prenderanno con noi. E chiusero le porte e le finestre. Alleluia. Ma Gesù si presentò a loro. A me? Come abbia fatto? Non lo so. Ma io so che Lui è Dio. Amen. E può ogni cosa. Amen? Può farsi vedere da chi non vede. E riesce a farsi toccare da chi non lo può toccare. Come? Per fede. Amen. Beato chi non ha visto e crede. Quei discepoli erano riuniti insieme, stavano ragionando, chissà cosa fare, aspettavano, vedevano, stavano pregando forse. Ma mi piace pensare che quando si sta insieme si realizza qualcosa di speciale. È vero? Io a molti ho sentito: ma posso stare a casa a servire il Signore? Sì.
ma quando stiamo insieme è qualcosa di speciale. Certamente il Signore è con te anche quando sei da solo, ma anche è con noi quando siamo riuniti nel suo nome. E il fatto di stare insieme ci incoraggia, è vero? Quei discepoli tutti avevano paura. Erano tutti nella stessa condizione e si incoraggiavano l'un l'altro. E questo facciamo quando stiamo insieme. La testimonianza che abbiamo ascoltato di Regis, sorella Grazia, ci ha incoraggiato. Il fatto di vederci ci incoraggia. E voi non sapete quanto è importante per chi serve il Signore. Vedere anime che hanno il desiderio di incontrare il Signore, di incontrarsi tra fedeli, tra credenti, tra fratelli e sorelle in Cristo. Perché possiamo avere fratelli e sorelle carnali, gloria a Dio, ma i fratelli e le sorelle in Cristo sono un'altra cosa. Siete d'accordo? Gloria a Dio per i nostri fratelli e le nostre sorelle carnali. Anche Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle, sapete? Però non credettero a lui. Anzi, che fai qui? Lo criticavano pure. Però uno l'ha seguito, Giacomo. Gloria al Signore, ma il Signore dice: i miei fratelli, le mie sorelle sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Vedete, c'è una particolare qualità in questo affetto. Condividere insieme l'amore di Dio è qualcosa di speciale. Gloria al Signore. Avviene quello che neanche immaginavano. Gesù appare, viene, attraversa i muri e si presenta a loro. Pace a voi. Per questo noi ci salutiamo con la pace del Signore. È vero? Quando ci incontriamo, come ci salutiamo? Pace. Pace. Entriamo in chiesa, pace a tutti. Anzi, mi ricordo un fratello, adesso è con il Signore, fratello anziano, la mia comunità, salutava così: pace a voi. Ripeteva proprio: pace a voi. La pace del Signore sia con noi. Alleluia. Gesù si presenta e la sua presenza dona pace a quei cuori che erano nella confusione smarriti. La sua presenza porta pace. Forse all'inizio si spaventarono, ma poi abbiamo letto si rallegrarono nel Signore. All'inizio forse la prima impressione fu quella di spavento, però poi si rallegrarono nel Signore. Gesù si fa toccare. Non era più sanguinante, però aveva delle cicatrici. E quelle cicatrici parlavano. Più di molte parole che Gesù potesse dire per convincerli, per incoraggiarli: toccatemi. E hanno toccato le mani, le ferite sul costato. Non sanguinava più, ma aveva delle cicatrici. Gloria al Signore. Io credo che ognuno di noi abbia delle cicatrici, perché tante volte siamo stati feriti. Però il Signore ha messo la sua mano. È vero? E se questa sera hai una qualche ferita, sappi che il Signore può trasformarla in cicatrice. Gloria al Signore. Questo fa l'amore di Dio. Quello che dice il Signore poi è di nuovo: pace a voi. Dopo che lo hanno toccato, dopo che hanno realizzato la presenza sua in quella stanza, in quella casa, ricomincia da capo il Signore: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Non erano più gli stessi uomini di prima.
Era accaduto qualcosa in questi uomini. In quel momento stavano vedendo Gesù risorto. Amen? Avevano visto Gesù andare in croce e morire, ma in quel momento stavano vedendo Gesù risorto e lo hanno pure toccato. Non potevano essere più gli stessi uomini di prima. Per questo Gesù può dire: adesso posso mandarvi. Avete fatto un'esperienza atta a equipaggiarvi per parlare del regno dei cieli. Come io ho parlato, come io ho insegnato, come io ho operato per il Padre, così opererete voi per me. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, abbiamo letto, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Non era il battesimo nello Spirito Santo, voglio precisare questo. Ancora dovevano ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Questo è l'autorità che Cristo dona ai suoi discepoli per operare nel mondo. Quel soffio, il soffio è vita. Una nuova vita in voi adesso. Alleluia. È scritto nella parola: quando Dio creò l'uomo, soffiò sull'uomo un alito di vita, vero? E la stessa cosa fa il Signore facendo qualcosa di nuovo, una nuova creazione spirituale in quelle persone. Amen? Perché Cristo trasforma i cuori, trasforma le persone, trasforma i suoi servi. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Dà autorità al Signore. E anche un invito a perdonare. È vero? Non si può servire il Signore senza aver imparato a perdonare. E se ancora hai qualcosa da perdonare a qualcuno, in cuor tuo perdona. Amen? Se hai la possibilità di chiarire, chiarisci, ma in cuor tuo perdona. Solo così sarai libero di servire il Signore. Tra questi discepoli mancava uno, Tommaso, detto Didimo, non era lì presente. Una meravigliosa esperienza per questi discepoli, ma mancava uno. Dio ci dia grazia di non mancare mai. Quando manchi, a volte c'è una benedizione speciale. E tu te la sei persa. Può capitare? A volte mi è capitato qualcuno. Fratello, non c'era. Siamo a battezzare lo Spirito Santo. Io non c'ero. Pazienza. La prossima volta. Grazie a Dio il Signore ci dà anche una prossima volta, vero? Perché è buono. Perché è buono. Non poteva tralasciare Tommaso. Vabbè, Tommaso, uno che mi interessa tanto. Gli altri hanno visto, hanno toccato con mano. Per il Signore Gesù era importante anche Tommaso che facesse un'esperienza. E appare di nuovo. Questa volta c'è Tommaso. Sembra che Gesù lo sapesse, ma Gesù sa ogni cosa. È vero? I discepoli avevano raccontato a Tommaso: abbiamo visto Gesù, è apparso qui. Se io non lo tocco, non lo vedo con i miei occhi, io non crederò. Come è possibile che un morto è vivo? Se io non lo tocco con le mie mani, io non ci crederò. Tommaso, discepolo di Gesù, quanto era incredulo. A volte ci meravigliamo dell'incredulità degli altri, quando anche noi che dobbiamo essere credenti, siamo anche noi increduli. E credichiamo gli altri. Signore, aiutaci. Dobbiamo essere credenti, Signore. Credere senza vedere. Ma Gesù sapeva che Tommaso aveva questa debolezza e appare.
Allo stesso modo, le porte chiuse, muri chiusi, finestre chiuse, ma Gesù appare. Mi immagino quella faccia di Tommaso. Tommaso, oh, tocca le mie mani. Un buco qua. Il chiodo non c'è, ma è buco. Le mani sono forate. Mie mani. Le mie mani forate. Per amore tuo, vedi? Gloria a Dio. Tocca il mio costato. Vi ricordate cosa avevano fatto con la lancia? No. Per farlo morire prima. Il mio costato. È vero. Qui c'è una cicatrice, un buco che è stato chiuso, ma si vede che... Oh. Cosa poteva dire Tommaso? Signor mio e Dio mio. Alleluia. Che cos'altro aveva da dire? Tu sei il Signore. Tu sei il mio Dio. Amen. Ed ecco che Gesù prende lo spunto per in qualche modo rimproverarlo, scuoterlo e scuotere anche noi, Chiesa di Cristo. Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Noi non ci rendiamo conto di quanto siamo beati agli occhi del Signore. Alleluia. Non ci rendiamo conto del privilegio che noi abbiamo oggi, in questo tempo. Noi pensiamo che i privilegiati erano i discepoli, forse in qualche modo avevano Gesù in carne ed ossa, lo potevano toccare, però non hanno potuto sperimentare la potenza dello Spirito Santo, perché c'era Gesù con loro in carne ed ossa. L'hanno potuto sperimentare dopo. Il giorno della Pentecoste, il battesimo dello Spirito Santo, hanno agito per la potenza dello Spirito Santo, annunciando l'Evangelo con potenza e franchezza, vero? Sotto la guida dello Spirito Santo. E noi siamo continuatori di quell'esperienza. Anche noi siamo la Chiesa del battesimo dello Spirito Santo. Anche noi siamo pentecostali, non vogliamo dimenticarci. Spesso diciamo solo, siamo cristiani evangelici, sì, ma non tralasciare di fede pentecostale. Noi crediamo nell'opera dello Spirito Santo, nella potenza dello Spirito Santo, nell'attualità dello Spirito Santo. Crediamo nella guida, nella potenza dello Spirito Santo. Amen? Perché è vero, perché è così, la storia lo ha dimostrato. Gli Atti degli Apostoli ce ne parlano. Il libro degli Atti degli Apostoli ci parla di come questi discepoli hanno agito sotto la guida e la potenza dello Spirito Santo. E ancora oggi dobbiamo ricercare questa guida, questa potenza, la potenza dello Spirito Santo. Ricordo che non andiamo avanti per visione materiale, andiamo avanti per fede. Il giusto vivrà non per visione, il giusto vivrà per fede. La Chiesa di Cristo si muove per fede, nella fede in questo Gesù che è risorto, che si è fatto toccare quel giorno, alleluia, le cui mani io credo siano ancora forate, insieme ai piedi. E per queste sue ferite noi siamo stati guariti. Per le sue lividure, i lividi, le ferite, il sangue che ha versato, per il suo dolore patito, per le sue lividure, noi tutti siamo stati guariti. Amen? Quindi vogliamo ricevere dal Signore senza vedere. Hai bisogno di vedere? Ci sono Tommaso tra di noi? Speriamo non ci sia nessun Tommaso, ma ci siano uomini e donne di fede che ancora oggi credono per fede nella potenza di Cristo Gesù risorto per lo Spirito Santo. Amen?
Alleluia! Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Amen. Dio continua a benedirci e a parlarci. Dobbiamo chinare il nostro capo. Alleluia, gloria a Gesù.